Elezione, cioè, è ovvio che un po' di emozione c'è sempre, perché ancorché non sia la prima volta, perché ho già fatto il sindaco per 2 mandati, per cui per me non è più una novità, però è evidente che quando ci si appresta ad amministrare un paesetto e con la passione che ci abbiamo sempre dedicato, è evidente che un po' di emozione c'è. Che cosa si può dire? Si può dire soltanto all'inizio, innanzitutto un grazie veramente di cuore ai castelcucchesi che ci hanno premiato. Vuol dire che l'azione amministrativa che si è portata avanti già da diverso tempo, anzi oserei da 20 anni a questa parte, insomma, con chi mi ha preceduto negli ultimi 10 anni, in precedenza ancora di più il sottoscritto, effettivamente abbiamo fatto un grosso lavoro che poi alla fin fine si tratta soltanto di portare a casa quello che è il risultato, nulla più, insomma, ecco. Ma io credo che allo stato attuale, date anche le situazioni finanziarie del Comune, non è che purtroppo navighiamo nell'oro, per cui è evidente, e non ci siamo assolutamente impegnati con i cittadini se non per quello che può essere il decoro. Effettivamente ci teniamo tantissimo, visto che il Paese ha delle prerogative di natura, diciamo, turistica, e vogliamo rispettare quello che è stato un impegno che ci siamo presi con i nostri cittadini. Poi effettivamente si tratta soltanto di dar corso a quello che è l'azione amministrativa che sostanzialmente il sindaco Torresan ha portato avanti fino a ieri, che equivale a dire a delle opere pubbliche che sono già sostanzialmente cantierate, che si tratta sostanzialmente di una riconversione, della valorizzazione del piazzale della zona di via Papa Giovanni. Si tratta di una passerella che collegherà poi la zona dall'ex latteria fino a San Bortolo, piuttosto che fare quella che è l'opera sicuramente più importante della quale ha bisogno il Paese, effettivamente di una sala polivalente che possa ospitare manifestazioni e possa dare appunto la possibilità a 100, se non addirittura 200 persone di poter essere ospitate. Ma devo dire che sono molto contento, l'ho espresso in più circostanze quando è stato il momento di incontrare i cittadini, di quella che è stata la lista, tant'è che effettivamente abbiamo fatto in tutti i modi, abbiamo fatto il possibile e anche l'impossibile, oserei dire, per cercare di portare a casa tutto l'intero gruppo, perché in realtà piccole come la nostra è difficile mettere insieme una squadra. Molto spesso purtroppo questa gente ha difficoltà a rendersi disponibile per il Paese, e una volta nella quale loro ti hanno dato la loro disponibilità è un grosso peccato potervi rinunciare, per cui abbiamo cercato in tutti i modi di portarli a casa. Non lo so se ci siamo riusciti, perché i dati ufficiali non li abbiamo ancora, e verosimilmente un posto per la lista del Partito dei Veneti probabilmente ci sarà in Consiglio Comunale, ma confidiamo anche di poter avere la collaborazione anche da parte loro.